e buon Ferragosto! Oggi è martedì 15 agosto 2023. Il sole sorge alle 6:15 e tramonta alle 19:52. La luna sorge alle 22:10 e cala alle 9:52. Oggi si festeggia Santa Maria Assunta, cioè l'assunzione della Vergine al cielo. Maria Assunta è un nome tipicamente italiano. La santa è la patrona dei lavoratori della seta e dei tintori. Il suo numero fortunato è il 5, il colore il rosso, la pietra il topazio e il metallo il mercurio. Siamo nel bel mezzo dell'estate, la più calda degli ultimi anni. Oggi vi diamo qualche suggerimento alimentare per evitare l'insonnia che si presenta spesso quando c'è caldo. Innanzitutto, non mangiate troppo tardi. Prima cenate e meglio è. E poi gli esperti della nutrizione consigliano lattuga, radicchio, uova sode, cipolla, pesche e albicocche. A me l'unica soluzione sembra l'aria condizionata. Festeggia oggi 51 anni Ben Affleck, attore e regista californiano. Da ragazzo coltiva la passione per la recitazione assieme al fratello Casey e l'amico Matt Damon, suo compagno di scuola. Dopo gli esordi in Generazione X e in Will Hunting, Genio Ribelle, tanti successi al cinema fino all'Oscar per Argo, che dirige e interpreta nel 2012. Famose le relazioni con le colleghe Gwyneth Paltrow e Jennifer Garner. Ha da poco festeggiato il primo anniversario di nozze con Jennifer Lopez. Compie 80 anni Barbara Boucher, attrice ed ex ballerina tedesca. Nei primi anni 70 è stata protagonista della commedia Sexy all'italiana, apparendo spesso sulle copertine delle riviste erotiche. Con il declino del filone si è dedicata al fitness, lanciando libri e videocassetti di aerobica di notevole successo e aprendo una palestra a Roma. È la madre di Alessandro Borghese, chef molto noto in TV. Infine buon compleanno all'attore e conduttore televisivo Fabio Canino, oggi sessantenne. Dopo aver lavorato come animatore in villaggi turistici si dà al teatro, quindi passa alla TV e trova la grande notorietà nelle vesti di giudice di Ballando con le stelle, un ruolo che ricopre da ben 16 anni. 3 giorni di rock, cultura hippie ed eccessi. Il Festival di Woodstock, cominciato nello stato di New York il 15 agosto del 1969, ha raccolto 500.000 di spettatori e ha rappresentato qualcosa di più di un semplice evento musicale. È stato un fenomeno sociale e di costume che ha segnato una generazione. Il clou l'ultimo giorno con il concerto del chitarrista Jimi Hendrix. La parola Ferragosto risale all'antica Roma, dove si celebravano le Ferie Augusti in onore di Cesare Augusto. Era un periodo di riposo e festeggiamenti per celebrare la fine dei lavori agricoli, essenziale dopo settimane di fatiche. Oggi questa stessa necessità di pausa e relax si riflette nelle nostre vacanze di Ferragosto. E ora, per tutti gli appassionati di astrologia, mettetevi comodi e preparatevi ad ascoltare l'oroscopo di Marco Amato. Buon Ferragosto ai 12, stupenda la luna in Leone che celebra una bellissima novità estiva e nobilunio e tutti i segni zodiacali hanno qualcosa di nuovo da vivere. Vediamo cosa. Ariete, sicuramente una passione nuova, intensa, sorprendente, voglia di flirtare, di viaggiare, di conoscere, di amare. Toro, giornata interessantissima, visto che nonostante la luna in quadratura, il sole, Venere, Giove e Urano ce la metteranno tutta con la vostra forte volontà per convincervi a fare andare le cose bene. Non è prevedibile il risultato per caso, ma sicuramente il partner apprezzerà il vostro incessante coraggio nell'essere costanti a fare andare bene le cose. Gemelli, giornata molto piena e piacevole per voi, visite fin dalla mattinata, uno scambio continuo di gente, amici e soprattutto di grande gioco seduttivo. Cancro, la giornata oggi si sposta tutta sulle prospettive. È un cancro un po' inedito, visto che l'estate è la vostra stagione e proprio il cuore dell'estate Ferragosto in genere siete sempre disposti a fare molte cose. Eppure sceglierete la vostra preferita, ovvero la famiglia e gli affetti di sempre. Leone, giornata molto bella per voi,
tutte e due i luminari sono nei vostri gradi zodiacali e in più anche la bella Venere che annuncia sia la sera che il mattino un'intensa e appassionatissima giornata, forse un po' dispendiosa e a volte piena di imprevisti, ma sicuramente intensa come la volete voi. Vergine, giornata interessante visto che la luna presuppone un incontro inaspettato. Siamo sempre un po' su tesi come delle corde, ma nella vostra caratteriologia zodiacale è assolutamente coerente. Eppure sentite la voglia di piacere, quindi vi profonderete in dolcezze e piacevolezze. Continuate così. Bilancia, giornata che riguarda una certa amicalità e che vi abbraccia e vi ammanta di novità, di messaggi che arrivano un po' da tutte le parti, anche inviti dell'ultimo minuto e anche persone che da tempo vi conoscono che vogliono passare del tempo con voi. E intanto l'ex cosa vuole? Scorpione, giornata molto interessante oggi perché nonostante la luna in quadratura vi barcamenerete su delle decisioni che riguardano come e con chi passare il tempo. Anche se non avete i feed che volete dalla persona che vi piace, sicuramente l'intrigo, il gioco seduttivo e passionale regnano comunque sovrani, un po' contorte le vostre dinamiche affettive per ora, ma sempre seduttive e fortemente motivate. Sagittario, che volere di più da questo Ferragosto con Luna, Sole e Venere dalla vostra parte. Probabilmente un po' di mondanità o un po' di festa con gli amici che vi farà sicuramente bene. Forse vi manca qualcosa, qualcuno, ma il passato è il passato, voltate pagina e festeggiate. Capricorno, giornata oggi che vi fa sentire un po' tagliati fuori, un po' musoni oggi, non è proprio la festa che volevate, forse perché era carica di aspettative e piena di tutta una serie di tensioni affettive che probabilmente dovranno essere rimandate. Forse pretendete un po' troppo dal partner. Acquario, Sole, Luna e Venere in opposizione. Se proprio volete impiegare bene questa giornata, il riposo sarebbe l'ideale, anche se appena vi rilasserete un po', un turbinio di gente richiederà la vostra presenza. Non siate nervosi. Pesci, giornata molto interessante visto che la prospettiva è una prospettiva familiare e di qualcosa che vi viene donato che vi porterà molta fortuna. Una giornata un po' magica, inaspettata, in cui stare in ascolto delle suggestioni del sonno, del sogno e del mare sarà quasi come un auspicio o un vaticinio futuro. Sei un videomaker? Hai sempre sognato di vedere il tuo lavoro in TV? Antena Sicilia sta preparando un contest imperdibile per tutti gli appassionati di documentari e video. Invia i tuoi cortometraggi video alla nostra email dedicata, che troverai in sovraimpressione. Non lasciarti scappare questa opportunità. Il 15 agosto del 1962, nei fumetti, fece la sua comparsa un giovane studente timido e impacciato, di nome Peter Parker, e con lui prese vita Spider-Man, il leggendario supereroe ideato da Stan Lee per la Marvel Comics. Quel giorno segnò l'inizio di un successo travolgente negli Stati Uniti e oltre, dando vita a un'icona amata da milioni di persone in tutto il mondo. Se avete un figlio, un nipote o avete voi stessi la mia età, sicuramente conoscete questa espressione. Questa frase viene utilizzata per indicare comportamenti sbagliati all'interno di una relazione ed è nota come red flag o in italiano campanello d'allarme. Iscriviti al canale YouTube Sicilia Play per non perderti nessuna delle nostre puntate. Immaginate di svegliarvi una mattina e scoprire che l'intero genere umano è scomparso. Questa è la trama dell'ultimo romanzo di Guido Morselli, uno scrittore talentuoso ma misconosciuto. Nonostante i rifiuti dei critici, lui non molla e si rifugia in una casa che lui stesso ha disegnato, scrivendo senza sosta. Ma la mancanza di riconoscimento lo affligge e nel 1973, disperato, si affida alla ragazza dall'occhio nero, la sua pistola, e si toglie la vita. Solo dopo la morte le sue opere vengono rivalutate e apprezzate, dando vita al caso Morselli. La sua genialità viene finalmente riconosciuta, ma a quale costo? Ci salutiamo con la frase del giorno: niente se ne va prima di averci insegnato ciò che dobbiamo imparare. Buon Ferragosto a tutti, un abbraccio dalla vostra Naomi.